Le rendeva la vita un inferno, al punto tale da arrivare a spingerla contro la ringhiera del terrazzo di casa, minacciandola di gettarla al suolo semplicemente perché voleva uscire con la sorella o con un'amica. Le minacce di morte, le botte e gli insulti erano all'ordine del giorno per una donna padovana che dopo mesi di soprusi e violenza ha denunciato tutto ai carabinieri di Lozzo a Testino, che su ordine della procura di Rovigo hanno disposto l'allontanamento da casa e il braccialetto elettronico per un 32enne padovano, suo compagno. I maltrattamenti duravano da marzo ed erano iniziati poco dopo l'inizio della convivenza, prima a Padova e da settembre in un appartamento di Lozzo a Testino. Il 32enne, geloso in modo ossessivo, la insultava e la picchiava controllandole il telefono, impedendole di vedere amici e parenti e di uscire di casa. Schiaffi, pugni, sputi e calci e il cellulare sequestrato per non farle chiedere aiuto. Durante un litigio la stava per spingere giù dal terrazzo. La donna è riuscita a salvarsi e contattare i carabinieri e denunciare l'uomo. Per il 32enne, oltre all'allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento, è stato disposto l'utilizzo del braccialetto elettronico.